Ben ritrovati, diamo subito il benvenuto al nostro ospite di oggi, Antonio Dalla Mora, presidente FIPE Confcommercio Udine. Buongiorno e benvenuto a Ore 7. Buongiorno a tutti, grazie Allora, dell'invito. è un piacere. Con lei parliamo di, prendendo spunto dalla notizia di ieri, il ministro Gelmini ha incontrato le regioni e non si cambierà il sistema delle fasce colorate, ma c'è un provvedimento che potrebbe essere importante e significativo per le realtà commerciali, dai pubblici esercizi ai negozi, e volevamo sapere appunto il suo punto di vista. I provvedimenti entreranno in vigore il lunedì e non più nel fine settimana, lasciando quindi spazio ai negozi e alle attività di poter usufruire del weekend. Cosa ne pensa di questo provvedimento, se può realmente incidere in positivo sulle realtà locali in questo momento molto difficile? Questo provvedimento accoglie un po' una delle nostre tante richieste per salvare il settore, che appunto era quella di non trovarsi sempre dall'oggi al domani presi in contropiede con assunzioni oppure chiamate del personale effettuate, commercio incamerata, specie laddove si usi merce fresca, Certo. e quindi avevamo chiesto a gran voce, ripeto, tra le altre cose, un maggior preavviso rispetto ai provvedimenti, anche perché lo sappiamo benissimo che la montagna è stata disarmata, per così dire, perché sono stati avvisati che non potevano riaprire formalmente a 12 ore dall'avvio. Devo dire la verità, i nostri associati rispetto a quelli delle altre regioni si sono un po' salvati perché il presidente Federica aveva posticipato dal 15 al 19 la riapertura degli impianti, però nelle altre regioni sono rimasti tutti allibiti e in enorme difficoltà. Quindi bene, vero è che comunque un paio di giorni sono, sarebbe meglio poter avere ancora qualcosa in più, perché il venerdì per il lunedì è qualcosa, però il venerdì già gli acquisti di programmi. Certo, Allora a questo i punto tempi sono... era meglio il giovedì per il lunedì. I tempi sono Se stretti perché dovessimo... naturalmente c'è tutto un aspetto organizzativo e per chi ha ristorazione e anche un semplice bar, voglio dire, chiaramente cambia l'impatto. Qual è la fotografia della realtà di cui lei si occupa? Qual è lo stato di salute dei nostri negozi e dei nostri pubblici esercizi? La fotografia è impietosa perché i negozi stanno soffrendo molto il calo dei consumi. I pubblici esercizi invece sono proprio quasi alla canna del gas, nel senso che dopo un periodo lunghissimo di chiusura, ricordo che nel 2020 sono state fatte 160 giornate in un anno di chiusura forzata, e alle quali si aggiungono una serie di giornate, diciamo, vicine ai 2 mesi con mezzo servizio, quindi con chiusura alle 18. Quindi un anno da cancellare dagli annali. Non si può neanche fare un bilancio, ci sono attività che vanno dal meno 50 al meno 90%. Non solo, ma per i catering e l'organizzazione di eventi siamo almeno Certo. 100%, perché tutto quello che si doveva organizzare da febbraio 2020 ad oggi Non si è è più stato fatto, cancellato. chiaramente. Diciamo, l'obiettivo ribadito dal governo che si è recentemente insediato e ieri appunto dal ministro Gelmini è quello proprio di evitare in modo assoluto un lockdown e ovviamente tutti noi incrociamo le dita proprio per consentire un minimo di attività che ovviamente è poca, però insomma può essere, diciamo, una piccola boccata d'ossigeno. Tante attività hanno chiuso i battenti anche nella nostra città, alcuni marchi grossi se ne sono andati lasciando spazi vuoti, come la regia ci mostra, vetrine vuote anche nel centro storico di una città che dovrebbe essere attrattiva e quant'altro. Quali sono le risorse che pensate anche di mettere in campo, in gioco, le novità, ecco, che riguardano anche il commercio elettronico? Guardi, allora,
una piccola premessa, giusto per dire che è vero che siamo a terra, anche la nostra manifestazione che abbiamo fatto in Piazza Unità si intitolava così, siamo a terra, però poco vale dire mal comune mezzo gaudio, però c'è da ricordare che queste vetrine vuote, i negozi sfitti, non ci sono solo a Udine provincia, ma dappertutto, dalle grosse città Certo, italiane a al quelle degli paese, altri paesi. Cioè, chiaro. io ho visto vetrine vuote a Barcellona, a Londra, quindi città che hanno una propensione commerciale anche maggiore rispetto alle nostre. Ripeto, il commercio soffre tantissimo, soffre il calo dei consumi perché la gente può uscire meno, quindi manca il consumo d'impulso, la gente è un po' più frenata perché fa meno utilizzo dei beni di consumo, a parte quelli Sì. alimentari domestici, quindi non compri più la giacca, non compri più la cravatta, consumi meno le scarpe perché vai meno in giro e quindi c'è un calo dei consumi e c'è purtroppo anche un incremento del commercio elettronico dovuto anche alla minore mobilità, quindi esco meno, compro meno e alle volte compro da casa. Partendo da questo presupposto, stiamo lavorando ad un progetto di commercio elettronico, però che si appoggi sui negozi locali, quindi un marketplace tecnicamente si chiama. Utilizzare una piattaforma per far vendere ai negozi anziché ai grossi gruppi internazionali, non serve citare Amazon, Certo. eBay e quelli che fanno questo mestiere vendendo beni che acquistano loro e quindi ricaricando direttamente. Noi puntiamo a salvaguardare le nostre botteghe. Per quanto riguarda invece i pubblici esercizi, come dicevo, la realtà è quella che si diceva e dobbiamo pensare ad una svolta che vada a incrementare gli orari di lavoro, perché per quanto attiene ai pubblici esercizi, la mancanza del servizio serale corrisponde a togliere la fetta di orari di lavoro in cui si sviluppa tra il 65% e il 70% del fatturato. Anche perché l'asporto non è più possibile per chi non ha cucina, quindi anche molti locali che magari prima si potevano organizzare in questo momento sono fermi, diciamo, no? Eh sì, ma quello attiene a un rispetto di alcune norme, Certo, tra l'altro certo, previgenti, sulle quali insomma ci si può poco appellare. è chiaro, La chiaro. verità è che noi dobbiamo permettere alle aziende di lavorare. Avevamo stabilito come FIPE un rapporto molto proficuo con il Comitato Tecnico Scientifico che si Mhm. era espresso sulla base delle nostre proposte in maniera anche piuttosto chiara, perché lo aveva detto anche il dottor Miozzo, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Noi stiamo puntando alla differenziazione del profilo di rischio non più sulla base dei codici Ateco, non più sulla base degli orari di lavoro, perché è assurdo dire che se vai a pranzo fuori rischi meno il contagio che se tu vada a cena fuori Certo. nello stesso locale con lo stesso distanziamento. Quindi il profilo di rischio deve essere calibrato, calcolato sulla disponibilità di posti a sedere distanziati ed in sicurezza in ragione delle linee guida che lo stesso comitato, lo stesso governo ci ha dato. Quindi se mi dai delle regole e io le rispetto, non vedo perché io non possa lavorare. Se c'è il Certo. limite di 50 all'ora su una strada e io vado a 49, tu non puoi dirmi che non ci posso andare. Se vado a 49 in un limite di 50, fammici andare per piacere. Purtroppo siamo in Perfetto. scadenza con il tempo. La ringrazio per essere stato nostro ospite, naturalmente in bocca al lupo a tutti gli associati e insomma speriamo che se non altro il bel tempo ci porti l'opportunità di riempire nuovamente i locali, magari potendo stare anche all'aperto. Grazie Dalla Mora per essere stato con noi, buona giornata. Grazie di tutto.